Senta, partiamo prima da questo, che è un tema che ovviamente dovrebbe sfuggire dall'ideologia, no? Quello della violenza di genere, e quindi ne possiamo parlare anche se in questo momento non c'è ancora la sua collega in studio. Però le chiedo una valutazione su queste parole del ministro Valditara nella parte finale. Insomma, abbiamo letto anche su quello che dice Valditara: il patriarcato non esiste. Possiamo tornare anche sul Messaggero Veneto, che pubblica in prima pagina un virgolettato e poi spiega in sintesi quello che Valditara ha detto e che abbiamo anche sentito dal servizio che poco fa abbiamo trasmesso. Dunque, io poco fa ho detto, e faccio anche a lei una domanda per una riflessione su questo: si parla molto della scuola come luogo in cui bisogna fare un'opera di cultura per far sì che questi fatti non avvengano. Certo, è utopistico pensare di cancellare con un colpo di spugna la violenza di genere, ma almeno prevenire e fare in modo che si faccia di tutto lo si può fare. Questa è una certezza, è un dato oggettivo. E se il Ministro dell'Istruzione, che è la massima autorità della formazione, della scuola del nostro Paese, si esprime in questi termini, è chiaro che diventa poi un po', come dire, difficile anche commentare quello che dice. Ma io ho trovato le dichiarazioni del ministro Valditara ridicole e imbarazzanti. Uno, perché hanno il sapore proprio della propaganda. Parlare di negare l'esistenza del patriarcato significa proprio negare quelle che sono le problematiche che affliggono proprio la parità di genere, perché si arrivi a questo agognato punto di arrivo. Siamo infatti in un sistema dove tante cariche, anche quelle istituzionali dove siamo inserite noi stesse, non c'è la collega Buna, ma in Consiglio regionale siamo in 9, sono ancora appannaggio soltanto degli uomini ed è ecco, certo, ed è difficile inserirsi appunto in questo sistema, ma anche le cariche dirigenziali sono ancora appannaggio soltanto degli uomini e arrivarci è ancora il punto di arrivo ancora di poche donne. E se poi paragoniamo questo a livello retributivo, ci rendiamo conto che anche da questo punto di vista ci stanno delle differenze importanti, significative, dove anche il livello di istruzione gioca a favore delle donne che, stando alle statistiche, risultano avere un livello di istruzione più alto, però nonostante questo la loro retribuzione è ancora inferiore rispetto alla stessa carica ricoperta da un uomo. Un altro luogo comune cui fa riferimento Valditara e che ritengo imbarazzante è l'associare il fenomeno della violenza a quello dell'immigrazione, tant'è che mi è piaciuta la risposta della sorella di Giulia Cecchettin, la quale ricorda al ministro che nel caso di Giulia è stata una persona che non era appunto un immigrato ma era un italiano, e questo perché il fenomeno della violenza non riguarda soltanto alcune fasce della popolazione, appunto gli immigrati, ma i dati ci dicono l'esatto contrario, che l'immigrazione invece riguarda soprattutto gli italiani, e questo è un dato che avevo ripreso da qualche sondaggio e mi aveva fatto curiosità proprio per questo, anche per il tipo di tradizioni, cultura. Si è portati a pensare che la violenza possa riguardare gli immigrati, ma per me quanto di più sbagliato si possa dire. E la violenza non ha un retaggio culturale, non ha un retaggio legato al colore o a qualunque altra cosa, è qualcosa che dipende da uno status culturale che va contrastato. Allora, dovremmo essere... Ci siamo? Ci siamo anche, ecco, riesco ad intervenire. La interrompo semplicemente per salutare e introdurre anche Lucia Buna, consigliera regionale della Lega, buongiorno a tutti che ci ha raggiunti, alla quale chiedo subito, ha capito di cosa stiamo parlando, anche se è arrivata un attimo in ritardo, non per colpa sua, ma per problemi tecnico-logistici nostri. Comunque adesso è qui il tema torniamo molto seri, il tema della violenza sulle donne. Ecco,
Come giudica il modo di trattarlo da parte di Valditara? Perché c'è stata una vera bufera, poi lei è molto impegnata sul tema delle pari opportunità, c'è questa nuova iniziativa del Consiglio regionale che peraltro vede un coinvolgimento e una condivisione unanime da parte di tutti, al di fuori dei partiti, delle ideologie, quindi che è il modo corretto di affrontare questi temi. Le chiedo un commento sulle parole di Valditara. Ma anch'io questa mattina ho letto appunto la Stampa, ma lo considero, diciamo, una espressione personale. Infatti è scritto che però si tratta di un ministro. Ho capito, qua siamo tutti comunque soggetti a volte a esprimerci e purtroppo, ahimè, a volte può essere anche un errore. Ecco, io lo considero un errore in quanto il patriarcato sicuramente esisteva, ci sarà probabilmente ancora, magari sotto altre forme. Non è, come diceva invece la consigliera collega, è comunque un fatto culturale, perché arriva a radici profonde, chiaramente, questo tipo di atteggiamento che si ha nei confronti della donna, anche se devo dire che ed è ribadito dappertutto, insomma, passi da gigante sono stati fatti, e quindi non bisogna solo demonizzare questo percorso, ma anche dire che è un percorso virtuoso che le nostre madri, le nostre nonne, le nostre bisnonne hanno portato avanti e ci permettono oggi di sedere su questi banchi e su questi luoghi che un tempo invece erano di esclusiva appartenenza dell'uomo. Quindi non mi soffermerei troppo su queste parole perché, ripeto, vengono prese anche un po', non dico stravolte, ma sezionate, e la bontà poi la si scopre sentendo magari un discorso più formato anche da parte del Ministro. Invece per quanto riguarda la nostra regione, ecco qui... quello ci arriva un attimo, volevo fare un'altra domanda su questo, poi archiviamo il tema Valditara. Secondo lei è stato più un errore dire che il patriarcato non esiste o attribuire la violenza di genere in particolare all'immigrazione? Perché poi, come dimostrano tristemente i fatti, gli ultimi casi, tra gli ultimi casi di femminicidio, di gravi violenze, ci sono poi degli italiani di mezzo. Diciamo che la percentuale va a sfavore dell'immigrazione, questo sì, che poi ci sono casi anche di buona famiglia, di situazioni imprevedibili da parte dei cittadini italiani sicuramente, però io credo che in questa fase siamo sì tutti coinvolti, ma c'è, e lo ribadisco sempre, una spettacolarizzazione di questi eventi purtroppo nefasti, e non sempre è un aspetto positivo per chi ascolta, per chi vede, perché mi sono confrontata anche con gli ordini degli avvocati e purtroppo l'emulazione è molto frequente in questo tipo di vicende. Quindi anche questo secondo me contribuisce a allargare questa piaga anche nei confronti di ragazzi, come dicevo, per bene o che comunque non danno nessun sospetto, ed è comunque dipende anche dalla fragilità che purtroppo incombe su questi ragazzi. Abbiamo visto anche questo ragazzo di 14 anni che ha accoltellato il padre. Quindi penso proprio a un disagio giovanile che abbiamo più volte anche rimarcato in Consiglio regionale e che diciamo incombe su questa nuova generazione, perché ultimamente ne assistiamo sempre di più, o sono aumentati o la stampa ci dà la possibilità più o meno positiva di renderci conto di quello che succede. Accade. Allora, sul tema appunto delle iniziative regionali, so che lei ci tiene molto a questo, ma è una iniziativa molto importante, anche proprio perché mette insieme tutti, quindi per una volta si può parlare di un qualcosa sulla quale
non si litiga, per fortuna, anche perché il tema è davvero importante, quindi c'è poco da questionare dal punto di vista ideologico e politico. Si parla di pari opportunità, ma si parla anche di iniziative contro la violenza sulle donne, oltre che le pari opportunità. Certo, beh, diciamo che è giusto partire un po' dalla genesi del lavoro che abbiamo fatto in squadra con tutte le colleghe di maggioranza e di opposizione. Beh, di maggioranza effettivamente non siamo molte, come sottolineano sempre le colleghe dell'opposizione. Fatevi sentire allora. Nasce un po' dall'inserimento diciamo immediato di alcuni emendamenti per facilitare poi il lavoro della Commissione. Arrivati in aula abbiamo ritenuto invece di procedere a un lavoro più sistematico e che quindi prendesse in mano tutta la vecchia normativa che risale al 1990, quindi sono passati 35 anni e probabilmente aveva bisogno non solo di alcune correzioni ma di un restyling molto più incisivo, e quindi ha trovato tutti d'accordo in aula e quindi noi consiglieri ci siamo inserite all'interno della Commissione Pari Opportunità, anche perché il nostro ruolo è di diritto, all'interno non votiamo, però possiamo portare il nostro contributo e da lì abbiamo fatto appunto un lavoro in sinergia con le commissarie, con la Presidente delle Pari Opportunità Dusi Marcolin e a questi tavoli abbiamo partecipato al fine di trovare, oltre che la condivisione, un documento che corrisponda alle mutate esigenze culturali e sociali per quanto riguarda appunto la parità di genere, e crediamo, anzi lo sottolineo, di aver fatto anche un buon lavoro perché oltre ad aggiornarlo alla legge europea, alle normative europee della Costituzione, della Carta dei diritti, lo abbiamo anche aggiornato alle nostre realtà, tant'è che negli emendamenti portati in commissione nel momento dell'approvazione in quinta commissione abbiamo voluto anche lì soffermarci su alcuni aspetti quali la composizione all'interno della commissione, che rappresenta una novità, nel senso che noi ci auguriamo come donne di poter essere più presenti anche in Consiglio regionale, e questo sbilanciamento positivo nei nostri confronti in Consiglio potrebbe trovare riscontro con una formula matematica all'interno della Commissione Pari Opportunità e quindi mantenere gli equilibri. Gli equilibri costanti, insomma. Esatto, questo è uno dei punti. Allora, a Maria Rosaria Capozza un attimo chiedo di dire anche il suo parere su questo tema e su questa iniziativa, però c'è una telefonata in linea, vediamo chi è con noi al telefono. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Alessi Riccardo, sono un consigliere di Ruda. Mi volevo agganciare al discorso di Ruda, chiamo da Ruda, consigliere a Ruda. Consigliere comunale, perfetto, buongiorno. In provincia di Udine, sì. Volevo un attimo commentare il discorso del patriarcato e delle dichiarazioni del Ministro, perché non bisogna travisare le parole e il significato che il Ministro voleva dare, perché in sociologia il patriarcato è un sistema sociale in cui gli uomini detengono in via primaria il potere e predominano i ruoli di leadership in politica. A me questo francamente in Italia non mi sembra che succeda. Noi abbiamo la Meloni, abbiamo la Schlein, abbiamo tanti ministri donne. Inoltre, per esempio, ieri sera in televisione tutti i telegiornali erano condotti da donne, la Gasparini, la Vittoria, la Corà, tutte donne, e anche le trasmissioni e i talk show sono spesso condotti dalle donne. Nonché, per ultimo, e termino l'intervento, nel calcio c'è la Ferrieri, la Caputi che è un arbitro donna, la Di Monte è un arbitro donna e la Tresciatti un arbitro donna. Dov'è questo patriarcato? Perché bisogna dare questa immagine nel mondo dell'Italia al maschile quando non è vero? Grazie.
Grazie a lei per questo contributo, una riflessione corretta direi, che ci permette di andare avanti insomma, su questo tema ancora con ulteriori riflessioni anche da parte nostra, da parte vostra che siete qui. Capozzi, ma forse il problema è stato anche buttare in pasto all'opinione pubblica questo concetto di patriarcato in modo probabilmente non del tutto corretto, cioè associarlo al tema della violenza di genere quando forse in qualche modo forse un tempo c'entrava, oggi viva Dio forse un po' meno, però questo ha creato forse un po' di confusione, tant'è che è entrato come termine patriarcato, per cui quando si sente questa parola, questo termine, si pensa subito ad un qualcosa che in parte fa riferimento alla violenza di genere, ma in larga parte no. È un altro problema che è quello delle pari opportunità che abbiamo trattato con lei e che quindi anche con lei Capozzi vorrei affrontare. Ma io non sono totalmente d'accordo con l'intervento del consigliere, e questo perché, se è vero che qualcosa sicuramente è cambiato e gli esempi che ha adotto sono corretti, però basta guardare i numeri e ci rendiamo conto che siamo ancora distanti da quello che è il punto di arrivo. Come ho detto, il problema è capire se è un problema di patriarcato o di altro. Perché poi per esempio quando c'è il tema di un ragazzo di poco più di 20 anni che ammazza la fidanzata, a 20 anni parlare di patriarcato, forse in questo intendo dire, cioè non che il patriarcato ormai non esista più del tutto, però forse bisognerebbe inquadrare questo fenomeno in maniera diversa. Ma infatti le due cose non vanno mischiate, violenza e patriarcato viaggiano paralleli. Però negare che alcune posizioni siano appannaggio ancora soprattutto degli uomini significa dire qualcosa appunto di non vero, e quindi bisogna spingere perché i numeri, le presenze delle donne siano sempre maggiori. Come dicevo, in Consiglio regionale, senza andare troppo lontani, siamo 9 le donne in questa legislatura, nella precedente ne erano 7, quindi parliamo ancora di numeri troppo bassi e di una percentuale ridotta. La Commissione Pari Opportunità, a cui abbiamo dato impulso con questo nuovo regolamento, sicuramente ci auguriamo farà tanto, soprattutto per promuovere le politiche della parità di genere, e il fatto che sia stato un lavoro condiviso da tutte le forze politiche insieme con le commissarie, come con la Presidente Lucy Marcolin, dimostra che le politiche per quanto riguarda la promozione della parità di genere non hanno un colore politico. C'è ancora tanto da fare, e questo nel mondo del lavoro, così come nel mondo della retribuzione, così come per quanto riguarda appunto la violenza, perché ricorre proprio nel mese in cui se ne promuove il contrasto, e quindi bisogna lavorare tanto in collaborazione con le associazioni, che è un altro punto cardine del nuovo regolamento, e quindi portare avanti questo lavoro sinergico per far sì che la parità appunto non sia soltanto qualcosa di ideale o comunque concettuale, ma che lo sia anche a livello pratico. Allora, noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi però vorrei continuare su questo tema per capire, per esempio, 9 consigliere in Consiglio regionale e capire anche prima di arrivare in Consiglio regionale cosa succede nei partiti, per esempio. Perché? Perché se ce ne sono solo 9 vuol dire che anche poche sono candidate, e come eventualmente arrivare a cambiare, a invertire questa rotta attraverso le quote rosa cosiddette, oppure agire diversamente. Tra un po' sono curioso di scoprire che cosa pensate voi qui in studio, ma andiamo un attimo in pubblicità. Di nuovo in diretta, e allora soffermiamoci ancora sul tema delle pari opportunità, e in questo caso andiamo diritti al tema della politica, perché abbiamo detto 9 consigliere regionali, su quanti? Su 49. Quindi una percentuale molto, molto bassa. E come anticipato prima della pubblicità, volevo un attimo capire cosa pensate sul cosa si può fare, perché in certi ambiti le quote rosa hanno funzionato, per esempio nei comuni c'è una maggiore
presenza dovuta al fatto che c'è una doppia preferenza di genere. Certo, beh, un diciamo, maschio e una femmina, come una donna. Alle regionali no. La quota rosa nasce, così come detta, per inserire comunque le donne nella politica. Sicuramente ha funzionato negli anni perché nella composizione delle liste elettorali viene riservata una quota anche alle donne. Purtroppo questo termine non è più ben visto perché sembra come un'imposizione all'interno di una appunto lista elettorale, la quale chi se ne occupa della composizione deve andare a ricercare anche le figure femminili. C'è ancora questa idea in cui ma non perché viene imposta da qualcuno, ma la donna comunque a livello politico può essere che non abbia questo entusiasmo poi, così come lo ha sempre avuto l'uomo, nell'entrare tra le file politiche. Ecco, quindi quello che bisogna anche capire, aiutatemi a capire perché voi siete nell'ambito di partiti, movimenti. Allora, questa scarsa presenza di donne quanto è dovuta al fatto che chi compone le liste non considera le donne e quanto invece, dove ovviamente non è obbligatorio farlo, come nel caso delle comunali, parliamo delle regionali, e quanto è dovuto invece al fatto che magari non ci siano tante donne disposte a mettersi in gioco? Ma io credo entrambe le cose. Mettersi in gioco per una donna è molto più impegnativo perché ahimè, abbiamo anche una famiglia a volte, o comunque non solo i figli, ma comunque c'è altro lavoro anche da fare. Questo va un po' in contrapposizione dal tempo che invece si deve dedicare all'attività politica. Se uno poi lo fa con passione e con impegno, non ci sono orari, anche se magari alcuni cittadini non riescono a comprenderlo, noi siamo comunque in movimento dalla mattina alla sera e questo è il nostro lavoro e quindi lo dobbiamo comunque portare a termine. E a discapito magari dell'aspetto familiare che resta in capo, in questo caso, al compagno che magari ci può supportare in questo percorso e non trovo nulla di male su questo. No. Poi l'aspetto delle quote rosa, una volta c'è per legge... Sentiamo anche un attimo Maria Rosaria Capozzi su questo, sul tema della disponibilità delle donne, di donne, quando si tratta poi di comporre delle liste elettorali. C'è un problema anche di numero, c'è un problema anche di numero proprio di donne che vogliono mettersi in gioco, che possono mettersi in gioco, oppure continua ad essere una questione soprattutto patriarcale, usiamo questo termine qui, anche se non mi piace usarlo. Ma il Movimento 5 Stelle è di sicuro la forza che ha più donne al suo interno e lo dimostrano anche le varie cariche ricoperte, insomma, anche nella nostra regione ne abbiamo tantissime. Io sono stata candidato sindaco, ora sono la consigliera regionale, la nostra rappresentante regionale è una donna. E andando a livello nazionale i numeri ci dicono che c'è una grande attenzione da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti delle donne. È chiaro che, come diceva la collega Buna, è difficile anche per una donna organizzare la propria attività lavorativa e conciliarla con quella familiare, perché parliamo di un'attività per cui siamo chiamate a lavorare, quindi è giusto che lo facciamo in maniera diligente e responsabile, però che abbraccia l'intera giornata. Delle volte io ho 2 bambini piccoli, faccio fatica a vederli, il più delle volte riesco a metterli a letto, perché soprattutto nella situazione in cui mi trovo, che sono l'unica esponente della forza politica che rappresento, sono in tutte le commissioni, devo seguire tutto il territorio, quindi è chiaro che qualche donna può anche essere spaventata da questo aspetto e richiede tanto sacrificio della propria vita personale, di quella familiare. Ecco. Quindi bisogna lavorare su tanti aspetti, anche sul mettere nelle condizioni le donne evidentemente di poter... Mi permetta, sì. Io
avevo presentato un emendamento che è stato contestato e che è stato contestato soprattutto dalla collega Buna, con cui poi ci siamo allora tra un po' chiarite. facciamo così, sentiamo un attimo chi è al telefono per non lasciare troppo in attesa il telespettatore, poi dopo mi piace questo confronto qui, questo mini consiglio regionale nei nostri studi. Sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Niente, parlavo del patriarcato, allora sì. Io non so, delle volte mi sembra di vivere in due Italie diverse da quello che vedono queste signore, perché io patriarcato qua in Friuli non l'ho mai visto, almeno a casa mia, a casa del mio fratello, a casa dei miei amici, io vedo le mogli che addirittura assaltano i mariti, perciò non vedo tutto vedo un matriarcato. C'è un matriarcato quindi. Vedo un matriarcato. Casomai. Poi volevo dire, no, il patriarcato ormai, che nessuno lo dice, questo mi dispiace, è solo islamico, perché quello che io vedo, a Udine specialmente, vedo solo queste donne a 2-3 metri dall'uomo, i bambini a 2-3 metri dalle donne, sembra come le occhette, no, che fanno il fila indiana, diciamo. In Friuli non ho mai visto una donna a 3 metri dall'uomo, ho visto l'uomo a 3 metri dalla donna, perché qua non esiste proprio il modo di imporsi, almeno io non sono mai, io ho avuto diverse fidanzatine a suo tempo, bim bum bam, però non sono mai riuscito a impormi. Poi è chiaro che in una coppia cosa può succedere? Che chi ha una personalità più forte dell'altro e allora diventa un leader, come negli amici o con gli amici c'è sempre nel gruppo l'amico che è il leader, mentre gli altri, diciamo così, lo seguono, ma non è una questione che l'amico come dire, fa prepotenza agli altri, è lui che ha delle qualità superiori, diciamo, tra virgolette superiori, che siamo tutti uguali, superiori magari agli altri. Poi volevo dire alla Capozzi lì, sì, che la Cecchettin, l'omicidio della Cecchettin è di un italiano, ma noi dobbiamo guardare i numeri. È chiaro che c'è anche qualche italiano criminale, anzi ce ne sono forse anche troppi, però il discorso del colpire la donna è classico dell'Islam, quello che voi avete paura di dire. È l'Islam ormai che ci sta portando, rimaniamo un nuovo inverno per le donne. Rimaniamo sui numeri e siamo d'accordo, però attenzione a mettere etichette. State attente, signore, sì. Che l'Islam vi sta portando di nuovo indietro al Medioevo. Va bene. Grazie. Ecco, va bene, bon. Grazie, buona giornata. Allora, saluto, buongiorno. Grazie per l'intervento. Ovviamente bisogna evitare di generalizzare, di mettere etichette, Islam o qualsiasi altro tipo di religione. Sono temi molto complessi che non possono essere così trattati in maniera superficiale e archiviati con un'etichetta, l'Islam è una religione patriarcale. Quindi bisogna fare in questo senso molta attenzione, no? Diciamo che da un lato sono anche d'accordo con il telespettatore, sì. Ripeto, l'ho già detto prima, rimanendo sui numeri, partiamo da questo aspetto dell'immigrazione e su questo io sono convinta, anche perché hanno culture che portano a questa ghettizzazione nei confronti della donna. E noi non abbiamo queste situazioni, non nasciamo con queste situazioni. L'aspetto violento nasce da altri presupposti, che sono altri sentimenti, altre emozioni negative, quali il risentimento, l'odio, la rabbia. La gelosia, perché ricordiamo che i temi principali di questi femminicidi sono dovuti alla gelosia, più che a una sopraffazione della donna nei confronti dell'uomo. Sì. E quindi le considero due aspetti diversi rispetto alla donna all'interno della società che cerca di farsi spazio e di arrivare ad ottenere, insomma, gli stessi risultati dell'uomo. Allora, volevo sviluppare il tema dell'emendamento contestato soprattutto dalla consigliera Lucia Buna della Lega, presentato da Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, casualmente le abbiamo tutte e due qui. E allora qual è l'emendamento in questione? Cosa proponeva lei come emendamento?
Ma a luglio in cui si discute l'assestamento, nel luglio del 2023, proposi un emendamento proprio volto a facilitare e a agevolare la presenza delle donne, ma anche a facilitare l'organizzazione anche degli uomini, perché poi non era rivolto ad un genere specifico, con cui prevedevo una riserva di posti per i consiglieri regionali nei 2 asili aziendali della regione, quindi parliamo di 2 asili aziendali dove già c'è una riserva per i dipendenti regionali, e quindi che fosse estesa questa riserva anche a noi consiglieri per una maggiore e più efficace organizzazione al massimo costo della retta, perché erroneamente è stato fatto passare il messaggio che io lo chiedessi gratis. Sì, senza agevolazioni, soltanto una condizione per facilitare il proprio ruolo, per facilitare la condizione lavorativa, che delle volte è veramente travolgente, ecco, abbraccia tutta la giornata, e se non si ha alle spalle un'organizzazione familiare o comunque uno stuolo anche di babysitter, si fa fatica ad organizzarsi. Ma vediamo se c'è stata un'incomprensione, vediamo un po', quindi io da presidente di questa mini commissione super partes adesso do la parola a la Lucia stessa Buna. collega Buna pensava che io lo chiedessi gratis in tutti gli asili della regione, invece io lo chiedevo al massimo della retta, quindi non si tratta di un'agevolazione ma soltanto di una condizione per poter svolgere il proprio mandato. ruolo. Okay. E voglio fare un'ulteriore precisazione. Non è d'accordo su cosa? Voglio fare... Facciamo un attimo replicare alla consigliera Buna. Allora, non sono d'accordo nel principio, perché come ribadito siamo comunque delle donne fortunate e agevolate perché percepiamo un compenso che ci permette anche di pagare una babysitter, e quindi questo è il principio che non va messo in discussione. Il posto negli asili, anche che siano asili pubblici o comunque riservati ai dipendenti, i dipendenti hanno un'altra condizione economica, e quindi non ritengo di poter di permettermi di togliere dei posti. Non erodeva i posti dei dipendenti regionali, ma questo qualche posto lo erodeva, se non era dei dipendenti. Se un asilo ha 20 posti, il più delle volte quei posti neanche vengono coperti, quindi non erodeva i posti. Ma se abbiamo gli asili tutti e dobbiamo costruire asili nido perché le famiglie ce lo chiedono, e la regione Friuli Venezia Giulia contribuisce con la retta praticamente al 100%, quindi le famiglie non vanno a pagare nulla. Quindi è il principio che non è da parte di una consigliera regionale che deve arrivare questa richiesta. Ci sono altri strumenti che possono essere adottati dalle consigliere regionali per poter espletare la propria mansione. Io ho 2 figli e, non avendo i genitori o comunque non erano disponibili, e non avevo certo uno stipendio come quello che percepisco ora, e con difficoltà pagavo una babysitter perché non trovavo posti in un comune come il mio piccolo, dove non c'era neppure l'asilo nido. Quindi sono sacrifici che vengono condivisi nelle famiglie e portati avanti per il bene, insomma, dei nostri ragazzi. Quindi non andrei mai a dover fare una scelta per un posto per me, per un consigliere e un consigliere no. Ci sono altre ma che abbiamo gli strumenti, io non lo nascondo, però il punto è io preferisco avere mio figlio in un asilo nido dove socializza con gli altri bambini, dove ha un contesto più stimolante, che a casa con una babysitter dalla mattina alla sera,
Però detto questo era un po' nel limite della considerazione, perché le donne in politica sono poche, perché c'è anche una componente importante organizzativa e a livello parlamentare questi non sono benefici, per me è una condizione soltanto per lavorare. Beneficio per me è avere il parcheggio in piazza Oberdan, che posso pagarmelo, e non il parcheggio gratuito. Per me questo è un beneficio, non è un beneficio avere soltanto il posto che vorrei pagare alla massima retta, visto che vengo eletta da un momento all'altro, e quindi io non posso preventivare un'organizzazione a monte, perché non so se da quell'elezione risulterò eletto o meno, e quindi anche per un discorso pratico per me si dovrebbe fare un ragionamento in questo senso, come d'altronde formule di questo tipo esistono nel nostro Parlamento, proprio per aiutare le donne nell'esercizio del loro ruolo. Le rette negli asili nido sono comunque contenute dalla legge regionale, cioè gli asili nido non possono applicare rette che vanno oltre a una certa cifra. Di conseguenza sicuramente per chi li utilizza resta comunque un vantaggio da parte delle famiglie rispetto che prendere una babysitter. Una babysitter per tante ore può costare anche 2.000 euro al mese, 1.500 euro al mese, quindi è sicuramente un posto in meno che porto via a chi ha una famiglia e magari si vuole far passare un messaggio sbagliato. Parliamo di asili aziendali con riserve ai dipendenti regionali, dove tra i dipendenti regionali ci stanno anche i dirigenti che hanno sicuramente stipendi che non sono quelli comuni. Quindi è il messaggio che si vuole passare, e quella volta non so se diciamo purtroppo per errore non siamo dipendenti, però perché se fossimo dipendenti avremmo anche i contributi, invece noi siamo senza contributi perché il 5 Stelle ce li ha tolti, e quindi questo invece è una battaglia che dovremmo fare, perché comunque lavoriamo e fra 5 anni non avremo né i contributi né gli anni dell'anzianità. Questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti. Posso dire alla consigliera Buna che ce li possiamo versare volontariamente nella stessa misura in cui lo fa anche qualunque altro lavoratore. Allora, se vogliamo porla sul piano dei privilegi, posso ritenere che anche questa considerazione fatta dalla Buna può essere un privilegio. Solo però se ha la partita IVA, altrimenti non è possibile. Vada a informarsi. Io le dico che mio padre versava volontariamente i contributi a mia mamma. Mio padre è un coltivatore diretto ai terreni agricoli, e quindi versava volontariamente. Alla partita IVA non è un dipendente, di un'azienda privata. Ma infatti noi non siamo dipendenti. Appunto, ci manca la qualifica di dipendenti, quindi non abbiamo abbiamo risorse tali per supportare questa copertura. No, e possiamo volontariamente solo se fare lei ha la partita IVA, altrimenti non lo può fare come dipendente o come una persona che non ha un posto di lavoro. Okay. Ci sono anche altre formule, però ripeto, rispetto a quel tema che da cui siamo partiti, ovvero l'emendamento, quella volta la consigliera Buna fece passare il messaggio che io lo volessi gratis e lo volessi in tutti gli asili della regione, scatenandomi oggettivamente una sassaiola che è poco decorosa anche per chi deve fare un certo tipo di contestazione politica che può essere legittima e rispettosa. Ripeto, senza è il però posto che lei porta via a chi ne ha più bisogno, non l'aspetto economico. Comune. Questo messaggio è sbagliato perché non lo porto via alla I telespettatori che ci ascoltano si rendono conto di questo, le famiglie che sono in difficoltà nel portare i propri figli e non trovare un posto in asilo nido
Parliamo dei posti riservati, sono posti riservati nei 2 asili aziendali. Se poi le vuole far passare il messaggio che io lo chiedo nell'asilo dietro casa, no, non lo chiedo. Io l'ho chiesto per tutti i consiglieri uomo, donna, e neanche me ne avrei beneficiato, perché quella volta mio figlio doveva ancora compiere, cioè mio figlio ha compiuto 3 anni quest'anno, quindi a quest'anno inizia l'asilo dell'infanzia, e la norma veniva, se fosse passata, veniva approvata a luglio, quindi non me ne sarei beneficiata in assoluta maniera, perché comunque mio figlio a settembre non sarebbe potuto essere iscritto, ma per le tempistiche amministrative di cui ben conosciamo. E quindi per me la cosa più errata è far passare il messaggio che io lo chiedessi per tutti gli asili della regione, ma io lo chiedevo soltanto per i 2 asili su cui già c'è una riserva. E ripeto, il privilegio per me non è questo, il privilegio per me è avere il parcheggio gratis in piazza Oberdan, oppure per altre figure apicali prendere l'aereo gratis per andare a Roma. Questi sono cavalli di battaglia dei 5 Stelle a tutti i livelli, no? Regionale e nazionale. Certo, ma certo, perché chi percepisce uno stipendio di questo tipo di sicuro può pagarsi un parcheggio, di sicuro può pagarsi il volo per andare a Roma, eccetera, eccetera. Vuole aggiungere qualcosa, poi chiudiamo su questo tema, allora, perché dopo devo stimolarvi sugli risultati elettorali. Che consegni il pass del parcheggio in consiglio comunale e in consiglio regionale, e che lo paghi ogni volta che va in consiglio regionale. Mi muovo in treno, non guido. Vabbè. Mi muovo in treno. Va bene, quindi non ne usufruisco. Va bene. Andiamo un attimo in pubblicità. Anch'io mi muovo in treno. Il parcheggio non lo pagherebbe però. No, se mi muovo in treno. Quindi vuoi di no, se andasse in macchina, dico. No, ma abbiamo anche degli orari in cui dove è ubicato il consiglio regionale è impossibile trovare parcheggio, quindi allora, diciamo che quello non lo trovo un particolare benefit, anche perché il contratto che promuove la regione è un abbonamento, e quindi fa parte insomma dei costi dell'ente. Esatto, quindi non sono costi che vanno a incidere in una misura sproporzionata. Ma i dipendenti della regione non ne usufruiscono. Però usufruiscono ci sono i posti riservati per i dipendenti della regione all'interno. Ma bisogna vedere quanti posti, perché io credo che non sia esteso a tutti. Comunque su questo ne discuteremo. Prepariamoci dunque alla discussione sui parcheggi. Andiamo un attimo in pubblicità, tra poco parliamo dei risultati elettorali in Umbria e Emilia Romagna. Di nuovo in diretta, ultima mezz'ora, tratteremo ancora qualche minuto con noi Lucia Buno e Maria Rosaria Capozzi, Lega e Movimento 5 Stelle, per parlare proprio di Lega e Movimento 5 Stelle, di come escono questi 2 partiti dalle elezioni regionali. Parto da lei, Capozzi, non benissimo direi per quanto riguarda il risultato di Movimento. Ha influito secondo lei anche tutto il dibattito che c'è in corso, la querela, Conte, Grillo, che da qualche settimana tiene banco, insomma, che sta dando un'immagine di un movimento che si sta sfaldando? Ma è sicuramente un risultato che non ci soddisfa, e questo lo è stato anche alle europee, poi in Liguria e adesso in Umbria e in Emilia Romagna. E il motivo per cui abbiamo fatto un ragionamento e per cui abbiamo dato avvio ad un processo di riorganizzazione della nostra forza politica, proprio perché siamo consci che qualcosa evidentemente non funziona, qualcosa non arriva più ai cittadini, abbiamo bisogno di radicamento sul territorio, ed è probabilmente la cosa su cui facciamo ancora fatica ad attecchire, e in tutto questo quadro di autoanalisi di sicuro non ha giovato la diatriba in atto tra Conte e Grillo, perché piuttosto che parlare di temi, di quello che viene fatto dal movimento, si è parlato di quelle che sono appunto le diatribe
tra Conte e Grillo, e su questo siamo piuttosto critici anche noi che facciamo parte del Movimento 5 Stelle, per cui non è la cosa che avrebbe dovuto prendere il sopravvento, ma sarebbero dovute essere delle altre. Ora ci auguriamo che questo fine settimana di un percorso che è quello della nostra Costituente, ci sia appunto una nuova spinta propulsiva, e quindi potremo proporci ai cittadini ma anche a noi stessi e trovare una nuova linfa anche nella nostra riorganizzazione, nel proporci all'esterno. Allora, sentiamo anche Lucia Buono, perché anche la Lega, leggevamo proprio dal titolo qui del Messaggero Veneto, si parla di crollo di Lega e 5 Stelle. Abbiamo sentito il punto di vista del 5 Stelle. Per quanto riguarda la Lega, cosa succede? Allora, Emilia Romagna di solito è una partita persa per il centrodestra, perché è una roccaforte del centro-sinistra, storicamente è sempre stato così. Poi si vanno ad analizzare le percentuali, e forse con la grande astensione al voto che c'è è anche difficile poi fare delle reali valutazioni, no? Perché in Emilia Romagna siamo abbondantemente al di sotto del 50%, le persone che sono andate a votare, un pochino più hanno votato in Umbria, superando di poco il 52, il 50%, siamo intorno al 52%. Cosa succede? Ma diciamo che per quanto riguarda la Lega, le ultime votazioni hanno espresso questa percentuale, quindi io ormai mi attesterei a questo numero che va comunque analizzato, ma che va da qui in poi rafforzato. È chiaro che chi, lo abbiamo sempre visto ciclicamente, chi è al governo dopo qualche anno paga lo scotto del governo. Sì, perché comunque chi è al governo deve prendere comunque delle decisioni che non sempre possono essere piacevoli anche per chi ci ha votato. E quindi fa parte proprio dello scotto. Devo dire che comunque restiamo compatti, e questo è fondamentale, anche la stampa lo ha detto, insomma non ci sono motivi di scossoni all'interno della maggioranza che governa l'Italia. Le riflessioni sicuramente vanno fatte, ma molto dipende anche dall'uomo o dalla donna che vengono scelti per portare avanti poi il movimento. Quindi anche in regione, ancora nelle regioni come nei comuni, l'uomo o la donna fanno la differenza all'interno di una compagine. Abbiamo visto in Liguria come nonostante tutte le difficoltà che ci apprestavamo ad avere il giorno delle elezioni, dovute appunto a quanto accaduto alla vicenda Totti, e invece l'uomo ha fatto la differenza, quindi la gente ci ha comunque creduto e ha votato per il centrodestra. Quindi sono riflessioni che vanno valutate a 360 gradi, e le nostre dirigenze sicuramente già oggi, già ieri sera lo stavano facendo, quindi ci auguriamo che si possa poi anche noi dare una spinta positiva sul nostro movimento, che comunque è il movimento più storico ormai d'Italia, e nel nostro Friuli e soprattutto l'Udinese è ben radicato, insomma. Diamo i dati che dovrebbero essere quelli definitivi, non abbiamo sbagliato quando abbiamo detto il 46%, 46,42% in Emilia Romagna, quindi un'affluenza davvero molto molto bassa, in Umbria 52,3%, un poco di più, ma comunque siamo ben al di sotto delle precedenti regionali, sia in Emilia Romagna, dove pensate alle precedenti avevano votato il 67,27%, quindi qui parliamo di un 20% di affluenza in meno in Emilia Romagna, 20%, e il 64,69% aveva votato in Umbria, dove si è chiusa con un'affluenza a voto del 52%, quindi anche qui siamo con un calo considerevole. Sono dei numeri che devono far riflettere. Ormai man mano che andiamo avanti calano sempre di più
le persone che vanno al voto, consigliera Buna, cosa si può fare per invertire questa rotta? Che è un altro di quei temi di cui si parla, ma non si riesce mai a trovare una quadra, e magari è un cambiamento proprio sociale, di interesse delle persone che non si interessano più alla politica. Sì, una disaffezione alle istituzioni che nasce ormai da più di un decennio, e la si potrebbe, diciamo, non sconfiggere, ma comunque ridurre, portando avanti delle politiche giovanili all'interno delle scuole, perché purtroppo dobbiamo sempre rivolgerci all'istruzione, alla scuola, per far sì che i nostri ragazzi prendano coscienza del mondo civico, insomma. E secondo me anche l'aspetto che è venuto a mancare negli anni della leva obbligatoria ha portato anche a questa perdita magari dei valori della nostra identità, della nostra bandiera, e di conseguenza anche al valore del voto, che anche qui i nostri avi hanno lottato per darci questa possibilità, metterci in condizione di avere un paese democratico e poter fare le scelte. Quindi questi concetti dovrebbero essere ribaditi. Io proprio l'ultimo consiglio regionale ho portato avanti una mozione che è stata poi approvata all'unanimità, che cerca di promuovere nei confronti dei cittadini comunitari che non hanno la cittadinanza in Italia ma sono residenti nei comuni. Questo deriva da una Carta dei diritti comunque europea, che possono comunque votare. È un procedimento un attimo più complesso, quindi bisogna sostenere le amministrazioni comunali nel promuovere, sensibilizzare e quindi anche far conoscere a questi residenti comunitari la possibilità che hanno di votare. È una scelta, ripeto, che parte dall'Unione Europea, e in alcuni paesi ha avuto già più successo, in Italia meno, anche perché anch'io ho parlato con diversi residenti comunitari e non sono a conoscenza di questa possibilità, quindi votano magari per la loro stato, ma per il comune dove abitano non sono a conoscenza. Se vogliamo un'integrazione, anche questo può essere una buona possibilità, e l'ha proposto la Lega, quindi questo sta a significare che non siamo assolutamente contrari a chi è ben inserito sul territorio, a chi lavora, a chi ha una famiglia e comunque paga le tasse. Diamogli anche la possibilità di scegliere chi li amministra, perché sono dei nostri comunitari. Capozzi, su questa idea della Lega gli chiedo qualcosa, e poi chiedo qualcosa anche di nuovo sul Movimento 5 Stelle, che per un periodo ha intercettato forse proprio la disaffezione, l'ha portata a sé. Poi da un po' di tempo a questa parte si è invertita di nuovo la rotta, nel senso che la gente continua a non andare a votare. Questo è un grave problema. Ma infatti il partito dell'astensionismo è il primo partito in Italia, questo lo con assoluto rammarico, e concordo con la consigliera Buna quando dice che si è perso il valore del voto, e bisogna insistere in questo. Bisogna infondere nei cittadini innanzitutto questo principio, perché è importante partecipare con il proprio voto a determinare quella che è la compagine politica che poi li rappresenterà. Però questa disaffezione dipende anche da quello che vive il cittadino, perché se il cittadino si ritrova a vivere delle difficoltà quotidianamente e a quelle difficoltà non riceve risposta, è chiaro che avrà un rigetto nei confronti della politica e si crea quella disaffezione di cui parliamo da sempre. Infatti per me il primo modo proprio per contrastarle è dare risposte ai cittadini, per portarli a credere che dalla politica possono avere delle risposte e non soltanto chiacchiere. Grazie a Maria Rosaria Capozzi, io vi ringrazio per essere state con noi
e ci rivediamo prossimamente, magari quando si affronterà il tema dei parcheggi, no? Mi sembra che ci sarà una qualche iniziativa sul fronte di questi benefit per i consiglieri regionali. Grazie mille a Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle.